Alla vigilia della festa patronale cittadina, pesantemente condizionate dalle restrizioni della pandemia, le suppliche alla Madonna di Monteberico quest'anno sono univoche. Supplico veramente i santi, tutti la Madonna di Monteberico, che termina tutto, così posso andare a riabbracciare i miei. Donaci serenità e pace e aiutaci. Sicuramente un mondo migliore dopo quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo purtroppo. Quello che questo purtroppo virus sparisca e aiuti tutti quanti noi, insomma, questa è la richiesta alla Madonna principale. Io lavoro proprio in questo reparto dell'ospedale di Montebelluna, pneumologia. Quello che io faccio l'appello a tutte quelle persone che non vogliono vaccinarsi. Affrettatevi perché io sono stanca di aver visto mancare persone in età giovane. Affiorano i ricordi di altre edizioni del passato. Dispiace la festa degli 8 perché ricordo la mia infanzia che partivamo dalla periferia di Vicenza a piedi per andare a Monteberico, andare al ristorante bar di vicino a bere cioccolata, storico, un mito. Sono venuta in bicicletta, 25 anni. Caspita! Tutti gli anni veniva da Padova. Io mi ricordo, quando ero piccolo, che il Campomarso era pieno di giostre, pieno di gente, pieno di esposizioni. Quest'anno non serviranno solo i controlli serrati contro gli assembramenti. Perché anche se ci sono le guardie, cioè non è che interrompono molto il discorso, che si intromettono, bisogna proprio che sia una cosa eccessiva, hai capito? E bisogna stare attenta alla gente perché c'è chi è responsabile e c'è chi non è responsabile, quello più che altro. Essere responsabile e vaccinarsi. Un controllo sicuramente dei flussi, un distanziamento e anche da parte della gente una ragionevolezza, nel senso che non si può sostare più di tanto se si è in tanti e quindi lasciare spazio un po' a tutti.